Siamo adesso in compagnia di Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia di Stato. Grazie di essere in nostra compagnia. Ben ritrovata, ben ritrovati i telespettatori. E uno dei temi caldi, insomma, di queste ultime settimane è il rincaro dell'energia. I comuni stanno cercando delle misure per cercare di ridurre il più possibile i costi. Tra queste c'è la possibilità prevista dalla legge di spegnere i lampioni nelle ore notturne. E dal punto di vista della sicurezza, lei che cosa ne pensa di questa scelta? Ma premesso quello che ho sempre detto, che io in questo periodo da anni che ascolto, che faccio comunque politica sindacale, non farei mai e poi mai il sindaco di qualsiasi città o paese nel nostro territorio. Veramente bravi e tanto di cappello a chi lo fa e chi sceglie questa strada. Purtroppo ovviamente capisco la situazione economica europea, ma perché è un problema che non tocca solo l'Italia, questo di rincari, e chiaramente in ogni famiglia ognuno fa i conti proprio con la propria tasca, ma ahimè, dopo 40 anni di attività al servizio della Polizia di Stato e come esperto di sicurezza, certo non posso che criticare questa scelta, perché diventa veramente pericoloso. Al di là che qualche incidente magari stradale può essere causato sicuramente anche dalla scarsa visibilità, questo è ovvio, anche se le macchine poi sono munite di fari, abbaglianti, e quindi diciamo che è la responsabilità dell'autista. È la responsabilità dell'autista, ma questo esula, no, dalla critica, perché comunque diventa più difficile magari, ecco, guidare di notte. E per quanto riguarda appunto nel caso in cui le forze dell'ordine debbano intervenire sul posto? Questa è la critica. Allora, guardate, forse potremmo optare, e rispondo subito alla sua domanda, optare un lampione sì e un lampione no. Io rientrando dalle ferie nella mia Porcia, mi sono accorto di colpo di essere veramente al buio, ma è molto brutta, no? La prima sera, la sensazione che si prova, ma questo ho pensato subito al mio mestiere e ai miei colleghi che in strada devono intervenire. Guardate che intervenire in un luogo, magari in un recinto, in un'abitazione dove si sono sentiti dei rumori, dove è saltato l'allarme, diventa veramente difficile. Noi abbiamo avuto, parlo di tanti anni fa, tantissimi anni fa, abbiamo avuto anche episodi di persone malavitosi che erano all'interno dell'abitazione al buio, e noi siamo entrati con il chiaro. Guardate che se fate una prova di entrare in una stanza buia e venite dal chiaro, e qualcuno avrà fatto sicuramente anche qualche visita agli occhi e vi fanno fare questa prova, e voi non vedete niente, gli altri vi vedono. Quindi anche l'intervento della polizia diventa difficile. Quindi noi con questo sistema adottato, stiamo consegnando i paesi, le città, perché io ho criticato Roma anni fa proprio anche da questi teleschermi, chi segue sa come la penso, quartieri interi al buio a Roma, sono anni che usavano, e poi si sono un po' riadeguati al sistema. Cioè noi consegniamo a malavitosi le nostre città, i nostri paesi. Attenzione, perché poi se io mi aspetto un'escalation di rapine in villa, mi aspetto furti, mi aspetto questa escalation, perché noi siamo i cittadini normali, questi non sono cittadini normali e approfittano della situazione. Cioè, come si può rendere buia una città e un paese? Lo so, l'ho detto prima in premessa, la situazione è gravissima, che spero che qualcuno più in alto di noi ce la risolva, ma il problema è la sicurezza. Allora la critica mia è la sicurezza, nessuno mi venga a parlare che siamo sicuri con le strade, con i lampioni delle strade spente. Io cerco magari di dare un'indicazione,
uno sì, uno no, due sì e uno no. Cioè, dobbiamo cercare di rendere visibile almeno quello che dobbiamo puntare alla visibilità dell'operatore che magari deve intervenire. Guardate, diventa veramente difficile. Io lo dico oggi, lo mettiamo su un pezzo di carta, in qualche città succederà qualcosa che non voglio neanche pensarci, perché diamo spazio ai malavitosi di rendersi invisibili all'interno di quello che sono i paesi, sono le città e sono le nostre vie. Bene, ho visto dei grossi incroci illuminati, per l'amor di Dio, ma ho visto anche incroci piccoli non illuminati che hanno portato a disastri, ma non è quello il problema della sicurezza all'interno delle nostre abitazioni. Ci sono delle case isolate senza luce, già con la luce hanno i loro problemi, figuriamoci senza luce. Questo, io spero di sbagliarmi questa volta, ma ripeto, con 40 anni... Diciamo che ci sono già amministratori che insomma la pensano come lei, infatti ieri il sindaco di Fara di Soligo ha detto chiaramente che lui non spegnerà i lampioni proprio per una questione di sicurezza, nonostante i costi siano difficili da insomma... E poi, non faccio la politica ma l'ascolto. Si parla di politica, di sicurezza nelle città, sicurezza nei nostri paesi, sicurezza di qua, sicurezza di là. Questa è sicurezza, garantire al cittadino a dormire tranquillo. Già non ci dormiamo tranquilli, abbiamo un sacco di problemi. E se ci dobbiamo mettere anche a pensare al lampione che fuori dalla casa non vediamo dove mettere le chiavi, diventa difficile, veramente difficile. Poi c'è sempre qualche splendido, no? Che va in bicicletta senza luci, in macchina senza luci, sapete quante volte è capitato. E troviamo anche questa situazione in più. Io credo che bisogna pensarci. Bravo, io non ho sentito il sindaco di Soligo, ma bravo. Allora dove si può? Uno sì, uno no, uno sì, uno no, in modo da dare un'impronta luce. Bene, grazie allora a voi, scusate, a Raffaele Padrone la per penso così. Il suo contributo. Grazie. Grazie a voi. Via le mascherine e non più DAD, ecco tutte le nuove disposizioni per le scuole in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico.